Io credo che adesso, vista la situazione a livello generale in molti paesi, sia arrivato il tempo di iniziare a guardare oggettivamente le cose come stanno. Sarebbe il caso di lasciar perdere antichi sogni che naturalmente portano avanti e spingono a voler migliorare le cose, che però in questi anni abbiamo visto si sono in qualche modo concretizzati in modo non coerente con le premesse. Lo dicono i parametri economici, lo dicono i numeri. L'Europa che molti di noi sognano o sognavano non è quello che abbiamo di fronte adesso. E lo si capisce anche appunto dalla grandi quantità di persone che non ci credono più, che in qualche modo la contestano. E bisogna avere la capacità di togliersi dagli occhi appunto i sogni e guardare la realtà, perché non si può per un'idea fare di intere popolazioni carne da macello. Il regionalismo, la solidarietà, lo sviluppo sostenibile, la pace sono concetti, sono valori molto importanti, ma prima di tutto ci sono le persone, ci sono gli esseri umani, e favorire meccanismi che li mettano in competizione estrema l'uno con l'altro di sicuro non può portare ad avere come risultato quella Europa dei popoli, quell'Europa di pace, quell'Europa che può essere un importante attore a livello mondiale. Allora, secondo noi, è ora di fare il punto della situazione e fare in modo che se esistono degli accordi, se esistono dei parametri, questi devono essere modellati, cesellati per far sì che il popolo, le popolazioni, le persone possano progredire, possano migliorare, possano vivere.